Benvenuti alla seconda tappa del tour con Zoom. Zoom è un nuovo modo per il turismo accessibile, il turismo adatto a tutti. Il nostro quad elettrico oggi è ospite di Borgo Luce a Susegana, in provincia di Treviso, che è la zona vocata al Prosecco e facente parte anche del territorio protetto dall'UNESCO recentemente. In questa location abbiamo potuto presentare il nostro mezzo alle varie comunità municipali, in particolare Pieve di Soligo, Susegana, Refrontolo, che sono state colpite dalla possibilità e dalla potenzialità del mezzo per poter permettere a chiunque di usufruire della bellezza del territorio andando per sentieri, andando per vigneti che sono organizzati in maniera splendida in questi territori. Sono mezzi molto importanti perché con questi mezzi si riesce veramente a dare la possibilità di raggiungere la grande bellezza, i luoghi più belli delle colline. È molto importante rispettare moltissimo l'ambiente, questi mezzi rispettano l'ambiente perché sono mezzi elettrici e sono mezzi che tranquillamente possono girare in alcuni luoghi che ci permettono di fruire il patrimonio dell'umanità. Io li ho visti precedentemente anche nelle Dolomiti e anche nelle Dolomiti abbiamo fatto un progetto che si chiamava Dolomiti Accessibili. Sicuramente si può arrivare a un prodotto molto piccolo di colline accessibili per fare in modo che tutte le persone possano usufruire e vedere il patrimonio dell'umanità delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Questo è un meccanismo che comunque oltre alla persona si porta dietro anche altre due persone e quindi stiamo parlando veramente di un meccanismo molto importante che viene avanti, andiamo avanti e abbiamo davanti a noi anche un grande evento che sono le Paralimpiadi. Dobbiamo prepararci per fare fruire il più possibile alla gente i nostri bellissimi e meravigliosi paesaggi. Diciamo che la tecnologia va sfruttata per quello che vale, nel senso che ad oggi c'è questa possibilità e quindi utilizzare questi mezzi per dare la possibilità a una gamma di persone più vasta di visitare i nostri luoghi è sicuramente una cosa positiva. Noi come Comune avevamo pensato un po' di tempo fa di proporre questa tipologia di metodo di movimento. Ne abbiamo chiesto i fondi tramite un bando dei piccoli bordi del PNRR, ci hanno finanziato, per cui sicuramente siamo molto interessati a questa prospettiva e sicuramente attiveremo questa forma di nuova movimentazione per dare la possibilità un po' a molti, se non proprio a tutti, ma a molti di usufruire, di sfruttare, di beneficiare dei nostri luoghi, dei nostri territori. Sicuramente è stata una scoperta che non mi aspettavo, di venire qui e vedere questi quad elettrici che possono essere di un'utilità unica per tutte le persone che hanno un qualche problema, perché il turismo è sicuramente importante per tutti, ma quelli che hanno dei problemi penso questo quad elettrico possa benissimo facilitare la possibilità di accesso a tanti siti turistici anche qui da noi in Comune di Susegana.